Buona serata da prealpina.it. Grande commozione nel primo pomeriggio nella Basilica di San Vittore a Varese per l'ultimo saluto a Fabio Mondora, il vicequestore della Polizia di Stato scomparso sabato notte dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Tra i tanti cittadini e colleghi delle forze dell'ordine, anche l'ex questore Francesco Messina, ora prefetto e capo della Direzione Centrale Anticrimine. Vediamo il servizio di Marco Croci con le immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Picchetto d'onore all'ingresso della Basilica di San Vittore, picchetto d'onore ai lati dell'altare, tante divise e anche tanti semplici cittadini. È stato un abbraccio caloroso e commosso, quello tributato a Fabio Mondora, il vicequestore della Polizia di Stato in forza alla questura di Varese, scomparso sabato notte dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Alla cerimonia, presieduta dal prevosto di Varese Monsignor Luigi Panighetti e concelebrata dal cappellano della polizia Don Giorgio Spada, erano presenti molti dirigenti della Polizia di Stato, tra cui l'attuale questore di Varese Michele Morelli e l'ex questore Francesco Messina, ora prefetto a capo della Direzione Centrale Anticrimine. In tanti, insomma, hanno voluto stringersi alla moglie Cristina e ai figli Elisa, Eleonora e Alberto. Al termine della cerimonia, il feretro di Mondora è stato trasportato all'esterno della basilica dai colleghi che hanno portato la bara a spalla. Scontro ai vertici dell'Università dell'Insubria a suon di carte bollate. Stefano Serra Capizzano, prorettore vicario a Como, ha denunciato il rettore di Varese Angelo Tagliabue, accusandolo di reati di diffamazione e violenza privata. Tagliabue ha replicato oggi con una breve nota. A 3 anni da un progetto comune, nell'ultimo periodo differenti vedute hanno portato a divergenze istituzionali con il prorettore vicario, che troveranno composizione nel proprio ambito naturale, cioè quello accademico, ha scritto il rettore Tagliabue. Il lavoro di una università in ascesa costante su tutti i fronti deve procedere lungo un alveo il cui faro sono il progresso scientifico e il rispetto delle persone, per favorire la crescita degli studenti, dei docenti e dei tecnici in un ambiente sano e stimolante. L'università, conclude il rettore, è la casa di un dialogo costruttivo cui tutti noi dobbiamo tendere per vocazione naturale. E ci spostiamo a Busto Arsizio. Mentre a Gallarate ferve il dibattito su ospedale militare o polo di terapia intensiva all'ex Casermone, e mentre i Dem gallaratesi suggeriscono di sfruttare l'area un tempo occupata dall'aeronautica per accogliere l'ospedale unico in comunione con Busto Arsizio, il Partito Democratico bustese chiede ora un confronto sull'indispensabile ristrutturazione dei servizi sanitari e ospedalieri nel territorio e boccia l'area prescelta a Beata Giuliana per limiti oggettivi. I cambiamenti e l'ammodernamento dei servizi sanitari primari e dell'edilizia ospedaliera devono essere affrontati senza pregiudizi ostativi, ma anche senza forzature, dice il capogruppo dei Democratici Maurizio Maggioni. L'area del Sempione, approvata dai sindaci Antonelli e Cassani, presenta dei limiti oggettivi all'applicazione dei criteri più avanzati e moderni a cui si ispirano molti progetti. Si deve prenderne atto, dice Maggioni, e cita le progettazioni di Legnano, di Novara, Piacenza e Padova. Chiede dunque di rivedere i piani perché, a suo dire, l'area di Beata Giuliana non sarebbe sufficientemente vasta. Veniamo ai dati Covid di questa giornata. I tamponi effettuati in Lombardia sono stati 253.197. I nuovi casi positivi risultano 28.372. In terapia intensiva sono ora ricoverati 264 lombardi, uno meno di ieri. Calano di 5 unità i ricoveri nei reparti Covid, assestati adesso a quota 3.411. Purtroppo si contano ancora 70 decessi, che portano il totale complessivo della nostra regione a 36.684. In provincia di Varese i contagi sono 2.041, in quella di Milano 7.832. La situazione è in netto miglioramento in tutto il Paese e quindi occorre impostare una nuova strategia che consenta di riprendere a far correre l'economia
e di tornare a vivere con maggiore serenità, ha detto questa mattina il governatore Attilio Fontana al termine dell'incontro vissuto a Roma con i presidenti delle altre regioni. La proposta è ora quella di superare il sistema dei colori, di concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici e di calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie. Per le scuole, infine, si invoca una semplificazione della burocrazia. Chiudiamo con la pagina dello sport. È stata presentata questa mattina nella sede di Regione Lombardia la 90ª edizione della Cinque Mulini, in programma domenica prossima. A San Vittore e Olona, protagonisti annunciati saranno ancora africani e atleti molto giovani. Per quanto riguarda i favoriti, da segnalare al maschile la presenza del vincitore del 2011, l'etiope Nibret Melak, che cercherà di conquistare di nuovo la medaglia d'oro. Tra le ragazze, fari puntati sulla campionessa del mondo Under 20 nei 3000 siepi, la keniana Teresia Gatteri. Per l'Italia le speranze di ben figurare sono riposte nei mezzofondisti Ahmed Abdelwahed, Ala e Osama Zoglami nella prova uomini. Tra le donne, invece, ci sarà ancora una volta Nadia Battocletti. Questa era l'ultima notizia, questa edizione termina qui, vi diamo appuntamento domani alle 13 augurandovi buona serata.